Ecco il primo colpo di bene della nuova cittadella sanitaria del Cafoncello, accanto il manufatto in cemento con la pergamena che ricorderà la giornata di oggi. Un avvio atteso da anni e giunto dopo un lungo iter burocratico. Uno spazio di 28 ettari, di cui 15 saranno utilizzati per i nuovi locali, 10 edificati totalmente, 5 riqualificati e dove ci saranno 6 ettari adibiti a parco. Tra i fiori all'occhiello la piastra operatoria da 28 sale, 1000 i posti letto, sostanzialmente gli stessi dell'attuale ospedale trevigiano, di cui 600 però ad alta tecnologia, 250 milioni di euro l'appalto, di cui 124 messi dalla Regione e 126 Consorzio Ospedalgrando. Iniziamo con la nuova sede del 118 per poi donare alla città tra qualche anno tutto questo complesso nuovo ospedaliero. Opera finanziata anche da privati con inevitabili polemiche. Se uno è ladro ruba anche le elemosine in chiesa, ruba nel Prosa Finance, ruba nell'appalto integrato, ruba nelle gare qualsiasi. Il vero tema è che vanno fatti bene i controlli, le procedure devono essere seguite e poi ci si deve sempre avvalere del rapporto con le istituzioni, con le forze dell'ordine. Cittadella che ha fatto nascere alcuni timori per la viabilità relativa, espressi in una lettera che oggi il sindaco ha consegnato al governatore. Quello che ho chiesto e ho ribadito è costituire un gruppo di monitoraggio della grande viabilità. Qui si chiede viabilità, noi ci siamo sempre, per discutere ci siamo sempre. Dimostrazione pratica proprio durante la cerimonia con la richiesta di intervento da parte di una cittadina trevigiana. La promessa che dopo la posa della prima pietra, prima di iniziare i lavori, provvederà a ripristinare l'organico in modo tale che lavori a pieno ritmo e non ci siano più file interminabili. Tema sul quale ha voluto rispondere personalmente il direttore generale. Le provocazioni non le accetto, credo sia venuta apposta, io seguo lista d'attesa, ogni lunedì mi trovo con i miei collaboratori. Noi siamo all'interno di parametri previsti dalla Regione e qualche volta le bugie danno fastidio.